Buonasera a tutti, cari amici. Voi mi domanderete ma chi è il personaggio della nuova mostra? Ma come? Sono Girolamo Savonarola! E per la seconda volta sono ritornato, sono sceso dal mio piedistallo di marmo bianco, quel bianco piedistallo alto che trovate di fianco al castello degli Stessi. Sono sceso e con la mia lanternina sono passato attraverso un cunicolo che mi ha portato dal castello fino alla porta del Granzi. E sono venuto qui innanzitutto perché per la seconda volta un caro amico, un caro artista che io non conoscevo ovviamente, ma lui mi ha fatto una telefonatina. Ha scoperto il mio numero di cellulare e mi ha detto per favore vai a fare una presentazione. Dopo la volta scorsa che ci siamo trovati al Giardino delle Lucchesse hai fatto una bellissima figura e quindi mi ha spinto a fare questa seconda uscita, diciamo, a nome suo. Ed eccomi qua. Sono venuto a presentare questa volta un libro, il suo terzo libro. Potete vedere anche gli ingrandimenti e le fotografie bellissime. Io me lo sono guardato con calma, di nascosto mentre ero dentro al mio cunicolino lì dentro e me lo sono guardato con la lanternina. Ho visto poco, però mi sembravano delle belle fotografie, perlomeno originali. Poi mi ha parlato, non so, di un drone, io non so cosa sia, però ho visto queste immagini riprese dall'alto, questa voglia di volare, forse magari un qualcosa che nasce dallo spirito dell'uomo da sempre, questa voglia di battere le ali e vedere da un punto di vista diverso una realtà, quella di tutti i giorni ma vista in un modo diverso. E quindi siamo qui per presentare questo libro che è un libro fotografico, si chiama Ferrara nell'occhio del gigante. Nell'occhio del gigante proprio per il motivo di cui vi ho parlato prima, vi ho accennato prima. Questo modo nuovo, diverso di guardare le stesse cose, guardare la propria città, però da una terza dimensione, quella dell'altezza. Per Marsan questa è stata una cosa molto interessante, è stata un'esperienza piacevolissima che ho voluto portare quindi anche attraverso questo libro, mostrarla anche agli altri, agli occhi degli altri, non solamente del gigante ma anche agli occhi di quelli che conosce e quelli che non conosce, personaggi di tutti i giorni. Diciamo che è stata un'operazione molto interessante perché è servita a questo, chiamiamolo creativo, a questo artista per scoprire innanzitutto questa possibilità di vedere con un'angolazione diversa le stesse cose, perché come si dice di solito non è facile trovare degli spunti nuovi perché tutto ormai è stato fatto, tutto ormai è stato detto. Si cerca solamente di trovare una formula nuova per rivedere le stesse cose. Questo per quanto riguarda il mio punto di vista come Savonarola, ovviamente non come Marsan. Ritengo che sia un esperimento molto importante che anche gli altri sia giusto che seguano, ecco, attraverso ovviamente la loro creatività.
io me ne ritorno sul mio crespone di marmo.